saluto cordiale a tutti le autorità, il sindaco, ai colleghi deputati e ai consiglieri regionali che sono presenti, a tutti quelli che hanno accettato, anche all'amico Mastino, che è il nostro correttore di Sassari, e a tutti gli amici che sono qui, al suo gruppo. Perché credo che abbiano non solo onorato la memoria, diciamo, l'amicizia nei confronti di Carlos, di Nino, Carlos, ma anche probabilmente, come dire, ci ha spinto, a me almeno così, la voglia di parlare di politica, anche di politica di oggi, di non fermarci soltanto alle commemorazioni e al ricordo di un grande protagonista degli anni della rinascita, in particolare dai 60 in poi, ma anche dei problemi che ci preoccupano oggi, quella vita di oggi, che sia quelli che stanno dentro il magma, diciamo, che ci avvolge, come l'onorevole Soro in particolare, che è uno dei protagonisti massimi della politica nazionale, come tutti sappiamo, ma anche noi che partecipiamo all'esterno, cioè assistiamo a volte con speranza, a volte con disappunto, a volte con una certa delusione alle vicende sia regionali che nazionali. E questo è quello che viene in mente in fondo leggendo gli scritti di Carlos, sia quelli più antichi sia quelli più recenti, alla vigilia della sua morte, perché come ho detto anche nella presentazione, dalla lettura di questi scritti emerge con molta chiarezza, come dire, una temperie diversa, un'atmosfera diversa, un clima della politica forse diverso da quello di oggi, anzi sicuramente diverso da quello di oggi. Io leggendo, ripeto alcune cose che ho detto nella presentazione, poi però farò una digressione dell'attualità, leggendo gli scritti di Carlos, che la dottoressa Forma ha raccolto come antologia rappresentativa delle tematiche più importanti delle quali si è occupato Carlos, cioè lo sviluppo, la programmazione, l'autonomia, il ruolo dei cattolici democratici nella politica, il dialogo con le forze di opposizione, l'omaggio ai grandi padri intellettuali in cui lui si riconosceva, per esempio con Gramsci in particolare, una rassegna antologica che è rappresentativa non soltanto della passione fondamentale, quella sull'economia e sullo sviluppo, ma anche di tutti gli altri interessi molto vari, molto plurali, diciamo, di Nino Carlos, e quindi viene fuori la figura del politico e dell'intellettuale in maniera abbastanza compiuta, e questo è merito della curatrice che ha fatto una selezione accurata, una selezione attenta, una selezione, diciamo, di grande rilievo. Leggendo questi scritti io quindi mi sono praticamente riappropriato di quei dibattiti, di alcune tesi degli anni lontani del nostro sviluppo, quindi sia per quanto riguarda la tematica della programmazione, sia per quanto riguarda la tematica dell'autonomia, sia per quanto riguarda, come dire, in maniera più generale, la questione della politica. È venuta fuori così nella mia impressione, vi dico qual è stata la mia impressione, qual è stata anche la reazione a questa lettura. Intanto una sorpresa, non dovrebbe esserci non ci doveva essere per me, invece c'è stata una sorpresa, cioè di scoprire un amico che noi conoscevamo più per l'oralità, il dialogo, le battaglie in assemblea regionale o in Parlamento, e non meno invece dal punto di vista dell'approfondimento
più meditato, più riflessivo dello scritto, perché nello scritto uno poi alla fine si sforza di calare meglio, di ragionare meglio, di essere più attento e così via, e viene fuori un Carus molto più razionale, molto più ordinato, molto più completo anche dal punto di vista culturale, è un Carus che molti probabilmente leggendo questa antologia, come io ho detto anche nella presentazione, si sorprenderanno di trovare nella Democrazia Cristiana. E pensando proprio alla Democrazia Cristiana, la mia personale esperienza, quella di molti di voi, dello stesso Fausto Mura, mi sono detto che in fondo la Democrazia Cristiana era un partito quasi postmoderno, non ideologico nel senso che si dice oggi, molto aperto, molto accogliente, molto ricco di posizioni culturali difformi tra di loro, spesso apparentemente incompatibili, quindi invece capace come lavoro interno, come vita interna, di assemblare, di sintetizzare, di rendere vivibile per tutti la vita di questo partito. E io devo dire francamente che questa è una delle cose più importanti che uno, rileggendo i grandi protagonisti della Democrazia Cristiana, ritrova in questo partito così calunniato quando comandava, e ancora oggi in parte, ma insomma ci sono molte nostalgie in giro, quindi non è solo la mia, che sono stato in tanti ruoli diciamo, di responsabilità. E poi, stimolato da questa impressione, sono andato a cercarmi altre fonti che mi permetto anche di suggerire come lettura. Gli atti preparatori della Costituente. Perché gli atti preparatori della Costituente? C'è un bellissimo libro di Ruffilli che ha curato questa parte, soprattutto la parte dei cattolici della Costituente, è quella che attiene in particolare al lavoro dei 75. Voi sapete che c'è stata una sottocommissione che ha curato la prima parte della Costituzione, quella intoccabile, quella che noi riteniamo la base della nostra vita politica, della nostra democrazia, della nostra libertà, della nostra Repubblica, che poi ha avuto anche all'interno dei 75 dei sottogruppi nei quali si sono trovati per scelta propria a militare i protagonisti della sinistra democristiana, cioè Dossetti, La Pira e Moro in particolare, e a dialogare in continuità quotidiana con il leader assoluto del Partito Comunista, che era Palmiro Togliatti, che era anche lui presente in questa commissione che ha curato e ha praticamente scritto, poi approvato in assemblea, la prima parte, la parte intangibile della nostra Costituzione, la parte dei principi, dei diritti fondamentali, dei doveri, della libertà, di quella che è la visione dello Stato repubblicano italiano post-fascista, antifascista, come diceva Moro, prevalentemente, fondamentalmente antifascista e non anticomunista, mai, perché il comunismo aveva altre ragioni ideali e politiche che lo rendevano praticabile in qualche misura nel dialogo con i cattolici di sinistra, e dentro questa temperie della Costituzione c'è tutto il nostro patrimonio, anche quello di oggi. E volevo approfittare del fatto che c'è solo per dirvi che se io fossi stato un componente della commissione che ha steso il cosiddetto